Alle bocche di porto di Chioggia possono partire le prove del sistema Mose con mare mosso, molto mosso o agitato. Lo stabilisce un'ordinanza della Capitaneria di Porto, firmata lo scorso 23 dicembre dal comandante Michele Messina, che indica dal 1 gennaio al 30 aprile il periodo dei test di sollevamento di 4 paratoie poste dal lato sud del canale, ovvero quello più vicino a sottomarina. I precedenti test, tutti positivi per quanto riguarda la bocca di porto di Chioggia, erano avvenuti in condizioni di mare calmo. Il programma delle prove, con date e orari, verrà reso noto a seguito di comunicazione che verrà data dal Consorzio Venezia Nuova con almeno 48 ore d'anticipo rispetto all'avvio. Non è dato ancora conoscere il numero di queste azioni. Il cantiere riprenderà servizio dal 1 maggio al 31 dicembre 2021, data massima di consegna del Mose. Nel giorno dei test, continua l'ordinanza, tutte le unità in transito devono navigare esclusivamente nel canale individuato, a lento moto e alla minima velocità consentita dalla manovra, comunque non superiore ai 13 km/h. Il provvedimento entra in vigore alla prossima mezzanotte. Anche oggi bisogna segnalare purtroppo fastidiosi atti di piccola criminalità, che tanto piccola poi non è, quando si tratta di creare danni, per riparare i quali è necessario un certo esborso, oltre a quelli più contingenti. È il caso di un furto avvenuto ieri sera attorno alle ore 20 in Viale Mediterraneo, all'altezza del bivio con Viale Cicogna, dove è stato rotto il finestrino posteriore di una Citroën C3 per prelevare una valigetta roncato di colore blu. All'interno erano contenuti mazzi di chiavi e materiali di lavoro. Chiunque avesse notizia del furto e della valigia è pregato di contattare Chioggia Azzurra. Problemi al traffico automobilistico lungo il ponte translagunare delle Stecche per la sovrapposizione delle linee di mezzeria. Vengono segnalati dal consigliere comunale Marco Dolfin. L'esponente leghista rileva come la segnaletica orizzontale lascia desiderare, trovandosi più linee gialle continue che inducono in errore gli automobilisti, specie con nebbia o forte pioggia. Si rischia di spostarsi al centro della strada, argomenta Dolfin, e pertanto invito gli enti gestori a intervenire o ripristinando la situazione antecedente al cantiere o a sistemare in maniera decorosa la segnaletica orizzontale. I restringimenti erano propedeutici al cantiere che andrà ad aprirsi nel nuovo anno per la sistemazione del ponte translagunare delle Trezze, anche se ancora non c'è una data, dal momento che ANAS e Comune devono prima concordare a riguardo della circolazione alternativa. Sì, l'abbiamo fatta appositamente oggi, occhio alla vita, guida con prudenza. Un morto su 4 sulle strade, diciamo, i ragazzi a meno di 35 anni sono ragazzi giovani. Si muore per fuoriuscita di strada in solitaria per almeno quasi il 50% di incidenti mortali. Sono 311 persone che anche quest'anno hanno perso la vita sulle strade del Veneto. Abbiamo avuto 14.000 incidenti e 19.000 feriti. E ragazzi, dico, fate attenzione, occhio al telefonino, occhio alle distrazioni, guidate con assoluta attenzione, rispettare i limiti e soprattutto ricordo non bere se si guida. Parte da Spresiano, in provincia di Treviso, la campagna della Regione Veneto contro gli incidenti stradali, che anche di recente hanno mietuto vittime nel territorio. Sono soprattutto i giovani che vivono la notte l'obiettivo della campagna. Abbiamo chiuso il 2018 con 311 vittime per incidenti stradali, ha esordito il presidente della giunta regionale Luca Zaia. Negli ultimi 3 anni c'è stata indubbiamente una recrudescenza. A metà dicembre di quest'anno il numero era già stato superato. È come se sulle strade venete si contasse quasi un morto ogni giorno, festivo oppure no. Questo dice che forse si è abbassata la guardia con l'informazione sulla sicurezza stradale e c'è la necessità di ripartire con le campagne mirate non solo a livello regionale. Quella che chiamavamo pubblicità progresso deve tornare, se necessario, anche ricorrendo a campagne shock. Quando è necessario, bisogna che il messaggio colpisca. All'esterno della discoteca Odissea, infatti, dove il giovane Zaia si impiegava quale PR prima della carriera politica,
sono stati piazzati i rotami di 2 automobili distrutti in un grave sinistro, 2 simulacri destinati a essere di impatto visivo, mirato a richiamare l'attenzione e la riflessione di tutti coloro che si apprestano a mettersi alla guida. Tutto è pronto per la festa di fine anno a Chioggia, nel giorno in cui l'ordinanza del sindaco Ferro prevede l'estensione della possibilità di lanciare botti fino alle 3 della notte. Il presunto lassismo del provvedimento viene stigmatizzato da Jonathan Montanariello, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Il sindaco voleva chiudere in bellezza il 2019, esordisce il consigliere, dimostrando come il suo operato non ha niente a che vedere con le richieste dei cittadini, e ci è riuscito benissimo. Montanariello solleva non soltanto il problema delle reazioni degli animali domestici, ma anche dei cardiopatici e del patrimonio artistico con gli scoppi dei pressi di marmi e intonaci, oltre naturalmente al bollettino di guerra dei feriti. L'attenzione del PD è rivolta soprattutto ai prossimi giorni, quando sarà ancora possibile sparare i botti fino alle ore 20. È una vergogna, continua il capogruppo, non avere il coraggio politico nemmeno di decidere se si vuole combattere il malcostume del botto di fine anno oppure no. Anche in questo caso la mancanza di coraggio porta a emanare un provvedimento ibrido, né carne né pesce, dove non si condanna il fenomeno, ma si dice che si può fare in una certa ora. Come se i soggetti deboli interessati dagli effetti di petardi e mortaretti, conclude Jonathan Montanariello, prima degli eventi non fossero in giro. Un passo indietro di anni. L'anno è finito, questo è l'ultimo TG del 2019, il Natale ce l'abbiamo alle spalle, abbiamo davanti il 2020, francamente se si va a fare qualche bilancio dell'anno, almeno per quello che ci riguarda, è stato un anno ricco di soddisfazioni, i problemi non sono mancati come non sono mancati a tantissimi di noi, ma comunque sempre avanti, niente, tantissimi auguri di buon 2020 e domani lo cominciamo proprio alla grande e niente, grazie ancora veramente dei continui input, contatti, saluti, messaggi. Purtroppo vi dico la verità, deliberatamente non ho voluto mandare i messaggini d'auguri con i messaggi seriali. Ho cercato così di avvisare qualcuno e man mano che incontro li saluto, però onestamente la verità mi piacerebbe mandarvi veramente un augurio di buone feste a tutti quanti, sia a quelli che diciamo ci apprezzano molto, ma anche a quelli che diciamo abbiamo avuto qualche volta qualche contrasto. So che comunque ho visto che col tempo i contrasti si appianano e niente. Per quel che mi riguarda e per quello che riguarda lo staff di Chioggia Azzurra, attaccheremo questo 2020 in maniera ancora più incisiva e se riusciremo faremo ancora di più di quello che abbiamo fatto. Questa è una promessa che vi faccio, spero di mantenerla e niente, grazie ancora e buon anno.